Buon pomeriggio signori, io sono Lord Perso e oggi ho una brutta notizia ragazzi. Ho caricato il video precedente e mi è sparito il countdown per quanto riguarda l'attacco al villaggio. Quindi non sapremo neanche quando arriveranno. Spero dopo compaia ragazzi, perché sennò qua è tragica. Qui è veramente tragica. Allora, eravamo arrivati alla costruzione del posto di scambio che sarà fondamentale per recuperare denaro e col denaro puoi comprare le armi. Ricordo che questo gameplay è fatto per cercare di sopravvivere alle varie scorribande che ci saranno nella regione. Ho messo difficoltà estremamente elevata e non potremo neanche assoldare dei mercenari, perciò ragazzi, hey, benvenidos a todos, perché a chi le è un bel casì. Andiamo avanti. Allora, abbiamo ancora 5 famiglie, ragazzi, che sono veramente troppo poche. Dobbiamo aumentare assolutamente il numero di famiglie disponibili. Potremmo espandere lo spazio abitabile, effettivamente, di questa casa. Non sarebbe malaccio. Credo che sia l'unica. No, anche queste, anche di queste possiamo espandere il numero di cittadini. Adesso vediamo. Allora, io lo andrei a fare assolutamente. Sì, andiamo a farlo. Andiamo a farlo perché almeno di una casa va fatto. Diamo intanto velocità massima a questo gioco. Ecco, oh, ok, perfetto, ragazzi, è ritornato 288 giorni. Per fortuna è ritornato, ragazzi. Ho avuto un attimo di smarrimento. Allora, però, qui facciamo altissima. E qui in realtà un po' più bassa, facciamo alta. Perché ho bisogno che il mercato sia aperto. Certo, oddio, anche il numero cittadini, in realtà. Forse, no, forse allora devo puntare ad aumentare il numero di cittadini prima. Quindi portiamo così, dai. L'unica cosa di cui andiamo bene sono le provviste di cibo e di combustibile. Direi che siamo in buono stato. Però, insomma, qui c'è il capanno da caccia, ok, nel quale non c'entro nessuno, ok. Anche quello è importante perché mi genera le pelli, però adesso per ora va così. Per ora va così. Ok, siamo tornati a 2 di legname. Perfetto. Ah, stavamo costruendo questa casa, è vero. È vero, ce ne sono altre due che livello hanno? Altissimo se non sbaglio, ok. Perfetto. Un burgage fatto. Dai, raga. Fatemi l'altro. Era meglio fare questo burgage in realtà. Dai. Ok, così va bene come priorità. Ok. Perfetto, abbiamo migliorato la nostra costruzione. Possiamo ottenere sempre più popolazione. Dai, forza ragazzi. Forza, forza, forza. Compagnie di mercenari disponibili. Non me ne faccio una beata mazza. Dai, ok, eccola qui l'altra casa in arrivo. Perfetto, si è trasferita una famiglia. Ottimo, la mettiamo alle costruzioni. Anzi no, la mettiamo al combustibile mi sa a questo punto. Perché ci sta finendo e noi siamo a giugno. Beh, oddio. No dai, mettiamola qua alla caccia. Ok, così abbiamo qualcosa di diverso nel mercato da poter vendere. Dovrebbe attirare un po' più di gente, ok. E poi vediamo. Tanto 8 di legname, ottimo. Si vola. Altra casa in costruzione e poi ne assegniamo delle altre. Scusate, ho sbagliato. Ok, allora potremmo metterla qua sulla via principale. No, la mettiamo sicuramente
qua. Non voglio fare un'altra strada principale. Facciamo magari così. Magari la facciamo così. Allora, in realtà, allora, perché qua abbiamo tanti orti e ci stanno. Qui in realtà gli orti non è che ne voglio avere chissà quanti, a dir la verità. Anzi, anzi, ne farei anche volentieri a meno di avere gli orti in questa posizione qui per ora. Allora, vediamo. Se io faccio una cosa del genere, facciamo la strada fatta così. E qua così, ok. Andiamo a costruire altre case. Dove sono? Dove sono? Qua. Allora ragazzi, vediamo di fare un bel quartiere. Ok, possono essere aumentate, possono essere aumentate. Va bene. Facciamolo. Oddio, in realtà forse non sulla strada principale, però, visto che ci sono già queste case. No, vabbè, no, dai, facciamola, facciamola. Facciamola così. Va bene, andiamo a costruire. Peccato che quell'alberello lì mi piaceva, però ormai è andato. Andiamo molto alta come priorità. Questa altissima, va benissimo. Ok. Dobbiamo fare un burgage di livello 2 o superiore. Ok, va bene. Qua abbiamo il mercato, perfetto. Ok. Dai. Forza in questo gioco qua. Allora, hanno rubato i banditi delle risorse. Andiamo avanti. Qua è ancora ben lontano dal muoversi, va bene. Qui stanno facendo un bel po' di danno, un po' di danno. Cibo siamo messi bene in realtà. Allora, ci sganciamo un po' dalle bacche. No, perché le bacche poi non crescono più d'inverno. Allora, ci sganciamo un po' da qua. Lasciamo 2 lavoratori e va bene così. Dobbiamo darci una bella mossa, ragazzi. Continuare a costruire case, attrarre persone, gente. Allora, potremmo... No, il legname ce l'ho. Quindi cosa potremmo fare adesso? Qua, metterlo qua. Ok. Così dà una mano anche con le scorte, logistica, eccetera. Va bene. Quanto siamo? Combustibile. Combustibile stiamo messi male. Dov'è? Qua. Legna da ardere. Adesso è un bel problema. Perché legna da ardere io la metterei tipo qua. Allora, ci facciamo una cosa del genere. Allora, però mettere legna da ardere qui. Potremmo metterla in questa zona. Allora, facciamo così. Ok. E qua mettiamo il nostro legna da ardere. Tanto poi lo sposteremo successivamente, però va bene così per ora. E qua lo facciamo altissimo. Ok, perfetto. Qui abbiamo sempre il nostro magazzino che fa il suo lavoro, va bene. Ok, perfetto. Dai ragazzi, ho bisogno... Dove sono quei maledetti per le costruzioni? Sono andati qua. Perché siete andati qua? Porca miseria. Quando io ho bisogno che veniate qua. Ah, perché sono andati su altissima. Va bene, ho sbagliato io allora. Dai un'altra famiglia, ragazzi. Dai, un'altra famiglia. Forza. Poi ragazzi, fondamentale sarà fare subito la struttura questa. Ci richiede 20 di assi e 15 di pietra. Quindi, insomma, ci richiede un po' di gente. Allora, togliamolo da qua, lo mettiamo di qua e via. Iniziare ad accumulare combustibile. Se no le cose qui non vanno affatto bene. Potremmo toglierlo dal legname temporaneamente.
e metterlo al magazzino. Dai. Ok, perfetto. Perfetto, adesso ne abbiamo due. Un'altra famiglia è entrata, perfetto. Ok. Qui c'è, ok. Lasciamoli sempre alla costruzione. Andiamo a fare altre case. Sempre un mortgage. Lo facciamo in questa direzione di qua adesso. Sono ben 3. Ben 3 così, beh, ci sta, interessante come posizione per il villaggio ci potrebbe stare. Ma sì, dai, lo potremmo fare. Altrimenti, se no, li dovrei mettere qua, in questa zona. Vediamo un attimo. Perché devo anche calcolare la devastazione che mi faranno quelli là. Però, secondo me così ci può andare, secondo me. Fare un altro set di case così. Ma sì, dai. Dai. Tanto non cambia la posizione, ragazzi. L'importante è che mi vengano costruite. Perché io ho bisogno di manodopera. Tantissima manodopera. Tantissimo. Ovviamente aumentare la popolazione è un problema. Perché ovviamente ti porta ad avere più... Nel quale, intanto, scusate, abbiamo sbloccato questo. Ok, va bene. Ti porta ad avere più bocche da sfamare e anche più materiale da dover produrre. Però va bene, in particolare il combustibile. Però vedete, adesso stiamo aumentando mica male. Ok, perfetto, un'altra casa terminata. Ora ne facciamo subito un'altra. Ok. Fatemi vedere il magazzino. Sì, ok, perfetto, il deposito sta funzionando. Fatemi vedere i legnami, siamo a 7, va bene. Va bene, poi a breve li sposterò. Bene, guardate che costruiscono. Ok, allora ci sono un po' di tempi morti, vedo. Quindi ne assegniamo una famiglia alla segheria. Perché il problema, il collo di bottiglia è questo maledetto animale qua, il bue, che ci dà delle problematiche. Però, ragazzi, non si può fare altrimenti. Perfetto, abbiamo fatto un'altra casa, ottimo. Vediamo se c'entra un'altra famiglia. Non ancora. La distanza da qui a lì è notevole, È notevole. Forse farli più vicini sarebbe stato una cosa migliore, però. Va bene anche così. Qua intanto stanno disboscando mezzo mondo, perfetto. Qui anche. Ok. Area vuota. Chi non lavora, lui. Ok, lo togliamo, perfetto. Quindi abbiamo recuperato un'altra persona. E adesso abbiamo una persona in più. Lo possiamo spostare al campo di caccia. E ok, ci siamo. Andiamo avanti. 215 giorni, signori. 215. Sono pochi, ragazzi. Sono pochi per quello che devo fare. Ok, è entrata un'altra famiglia. Ora mettiamo su altissima la costruzione perché abbiamo il nostro primo venditore. Allora, dai, che sono teso, ragazzi. Sono teso perché mancano 209 giorni. Qua i giorni vanno a una velocità incredibile. Incredibile. Poi bisognerebbe fare la chiesa da qualche parte. Ci penseremo. Fatemi vedere intanto. Questa è la strada principale. Strada principale. Potrei farla così. Ok. Poi devo pensare dove fare la nostra fortezza. Dai, ragazzo, forza, forza, forza. Ok, bene, l'abbiamo fatta. Un altro burgage. Ora ci occupiamo del posto di scambio,
che è appunto, come ho detto, per la nostra politica fondamentale. No, non mi piace fare le case che vanno a occupare quel posto lì. Qui sono 2 case, ci potrebbe stare 2 case così. Ne piazziamo. Ne piazziamo, facciamo la strada. Mettiamo giù una strada. Ok. Vabbè, è vicino a questa zona qui, vabbè, che non è proprio il massimo per delle case, ma... O magari in un futuro sì, però... Forse come case iniziali non le avrebbero posizionate qua, ecco, diciamola tutta, però va bene. Dai, 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 dai. Dai, ragazzi, facciamo sto magazzino, scusate, posto di scambio, che è fondamentale, ripeto. Perfetto, ok. Ora mettiamo subito una persona qua e andiamo a scegliere le prime cose che andiamo a commerciare. Qui, ragazzi, e qui, e qui. E qui potrebbero essere dei bei grossi problemi, perché dobbiamo scegliere in maniera oculata. Allora, questa costa solo 18 e è un 167. Questo sicuramente ci dà un sacco di monete iniziali, che non sarebbero neanche male. Anche le pelli non sarebbe male, ne otteniamo 4, le bacche 3. E abbiamo 10 pelli, non moltissime, in effetti. Guardate qua quanto costano queste, mamma mia. Non riuscirò mai a prenderle. Allora, carne, no, gli alimenti non li voglio fare. Le pelli potrebbe essere un buon inizio. Il problema è che io non ho messo tante persone a fare le pelli all'inizio. Quindi non ne ho molte. Non ne ho molte, anzi ne ho veramente poche. Però penso che sia la rotta più facile, cioè sia la roba più facile da fare. Allora ragazzi, da questa scelta dipenderà se ce la faremo o meno. Io non vedo onestamente nient'altro. Ah, la legna da ardere potremmo commerciare, però ragazzi è 1. Però costa solo 2. Costa solo 2. Vabbè, allora se costa solo 2, assolutamente sì, perché io con il primo col primo carico praticamente ho esaurito questa, cioè sono già tornato dentro nel costo. Quindi ne vendiamo, le teniamo 30 fino adesso e andiamo a vendere allora anche le pelli a questo punto. Consumiamo, però le pelli le esportiamo, ma le teniamo almeno 10 perché ci serviranno per il magazzino nostro. Ok. Cioè per la popolazione. Ok, perfetto, perfetto. Andiamo qua su altissima e qui andiamo su molto alta. Bene. Attenzione, il nuovo simbolo. Questo qua non l'avevo mai visto. Essenza di collegamento alle rotte principali. Collega l'edificio alla strada. Cosa vuoi dirmi che non è collegato? Non era collegato. Va bene. Ok, gliel'ho messo le 2 centimetri, ma va bene così. È un gioco, ragazzi. Ok, abbiamo iniziato già a guadagnare una moneta, perfetto. Poi, se non sbaglio, c'è una di queste. Una di queste 2 ci dà pelli, esatto, le capre. Quindi adesso ci spammiamo un po' di capre che ci servono. Ci servono perché poi le venderemo. Sì, 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 sì. Adesso appena ci sarà un po' di moneta. Ok. No, ancora. Andiamo avanti. Intanto 182 giorni, ragazzi. Mamma mia. Perfetto, una famiglia si è trasferita. Andiamo a metterla ancora nel commercio. Abbiamo bisogno di commerciare il più possibile. Poi mi piacerebbe fare un altro di questi qua, perché mi velocizzerebbe sicuramente. Sicuramente. Quanto costa? Allora, fatemi vedere. Dove sta la stanga? Quanto costa? 20.
20, quindi io ce li avrei. Allora, lo togliamo temporaneamente. Cosa facciamo? No, lo teniamo ancora qua. Al prossimo giro. Al prossimo giro ne facciamo uno. Ok, 25, perfetto. No, però aspettiamo, ragazzi. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo perché non voglio... Non voglio troppo dare... Cioè, finire il denaro. Voglio avere sempre un cuscinetto alle spalle, in modo tale da poter essere agile nei momenti di crisi. Terminata un'altra casa. Adesso ne terminiamo una... Cioè, ne facciamo delle altre. Dove potremmo farle? No, qua ci mettiamo qualcosa. Qua magari sarebbe interessante metterle. Tipo 3 casine così. Non ci potrebbe stare, però non lo so. Allora, fatemi vedere. Potremmo continuare altrimenti questa parte o metterla di qua, ma vediamo, vediamo. Allora, 3 case da questa parte qui. Ma sì, dai, mettiamole qua che ci stanno. Ci stanno, non facciamo tutto troppo schiacciato. Così diamo anche meno possibilità ai briganti di darci delle problematiche. Poi io ho un po' di case da poter fare l'upgrade. Fatemi vedere quanto legno ho. Ne ho un po'. Ne facciamo l'upgrade. E anche l'upgrade di questa. Perfetto, guardate quanta... Mamma mia, perfetto. Adesso facciamo subito la stanga. Nuova. E adesso ne facciamo una nuova perché... Adesso vi spiego. Se la trovo. Dove sta la stanga? Qua, nella logistica. Ok, ne facciamo un'altra perché qualora arrivassero i banditi a prendermi delle risorse, cioè scusate, ad attaccarmi il villaggio, la stanga lontana fa sì che salvi almeno un po' di animali. Quindi va benissimo qua. O meglio, forse no, facciamola qua. Facciamola qua e diamo altissima. E ci compriamo anche un animaletto. Ah no, devo aspettare che venga costruita, va bene. E poi ci dedicheremo una persona. Tanto è arrivato altro denaro, perfetto. Allora, potrei intanto aprire una rotta per le armi. Allora, gli archi, come avete visto anche dal mio gameplay, sono troppo deboli in questa versione del gioco. Dobbiamo andarci a fare delle altre unità. Fatemi vedere quali sono. Allora, per fare queste... Non mi ricordo. Ok, no, per fare queste qua. Allora, queste le togliamo. Per fare queste serve una lancia e degli scudi. Lancia degli scudi. Allora, invece per fare questa cosa serve? Ascia, armi da fianco e degli scudi. No, io voglio le lance. Lancia e scudo. Ok, quindi andiamo a comprarci delle lance in primis. Apriamo la rotta. E apriamo la rotta anche per gli scudi. Tanto ne abbiamo a disposizione di denaro. Ok ragazzi, e il nostro business principale l'abbiamo fatto. Ora li importiamo tutte e due. Però pochi alla volta, perché altrimenti mi esauriscono i soldi. Anzi, ora in realtà, allora ne porto uno e basta per ora. Perché se mi finiscono i soldi sono fregato. Sono veramente fregato. Qua direi di fare il recinto. No, aspettiamo perché adesso dobbiamo prendere l'animale. Intanto qui ci sono le 3 case in costruzione, va bene. Ok, la stanga è stata terminata. Facciamoci arrivare l'animale. Così vedrete che velocizzeremo molto di più. Intanto qua siamo, ecco, vedete, siamo già andati giù tantissimo di ricchezza. Va bene.
Qua abbiamo... Ok, così va bene. Allora, con... Perfetto, sono entrate 10 monete. Con 24 abbiamo 12 mesi. Quindi servono 2 di combustibile per ognuno di noi. 12 mesi è anche abbastanza. Allora, io direi di vendere anche il combustibile a questo punto. Dove si trova? Legna da ardere. Ah no, scusate, l'ho già fatta. Che cavolata. Scusate, mi sono confuso io. Ok, niente, l'abbiamo già fatta. A posto. A posto, a posto. Quindi con 24, 12. Ok, io quanto ho impostato? Scusate, sulla legna da ardere 30. Ma in realtà allora possiamo fare anche 25. Va bene così. Così vendiamo un po' più di roba. Ora però mi devono arrivare delle persone, perché sennò qua... Ok. Qui non mi è ancora arrivato il bue. Dai ragazzi, forza, forza, forza. 163 giorni. 163. 163. Qua siamo arrivati con il commercio. Ok, quindi abbiamo una e una. Possiamo fare un cittadino per difenderci. Poca roba, ragazzi. Poca roba. Ok, qua abbiamo quasi fatto. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Dov'è il bue? Eccolo qua. Gli diamo uno dei nostri e togliamo... dove lo togliamo adesso? Lo togliamo al legname. Adesso non mi serve così tanto legno. Andiamo avanti. Ok, sono partiti. Bene, adesso ce ne sono due. Vedete che le costruzioni andranno molto più veloci. Ok, perfetto. Stiamo aumentando velocemente di popolazione. Ok. 2 di legna ancora. Ok. Dai che mi serve un'altra famiglia. Andiamo avanti. Ok, vedete che il nostro mercato sta generando delle buone monete. Io direi che possiamo prenderci un'altra arma. Solo una però. L'altra la lasciamo un attimo indietro. Qua dovremmo iniziare. Perfetto, perfetto. È arrivata un'altra famiglia. La mettiamo alla legna. Perfetto. Perfetto. Ok. Pian piano continuano a salire. Perfetto. Perfetto, perfetto. Andiamo ancora avanti. Molto molto velocemente. Mancano 147 giorni, ragazzi. Ce la farò? Ce la farò? Ok. Allora, adesso andiamo a vedere cosa ci serviva. Abbiamo detto la pietra. La pietra. La pietra, la pietra. Allora. Come si faceva la pietra? Non mi si ricorda più. Non mi ricordo più. Eccolo qua. Allora, la pietra dove stava? Qua. Ah, lontanina, lontanina. Però la dobbiamo fare per forza. Prendiamo la strada. E vediamo di seguire un po' il percorso. Facciamo così. Qua facciamo così il giro. Ok. Ci serve la pietra, quindi andiamo proprio a costruirla. Bene, altra casa. Cardiopalma, ragazzi. Intanto siamo a 55, 63, 22, perfetto. Allora, con l'ultima botta di denaro ci facciamo le capre qua.
Ok, 60. E ci prendiamo degli scudi in più. Fatemi vedere una cosa. Allora, esatto, ne posso fare uno. Ok. Dovrei riuscire ad arrivare a una decina, eh. Speriamo. Speriamo. Questo è bello lontano, porca miseria. Ok, terminata la costruzione. Allora, devo riuscire ad arrivare qua. No, scusate, a questo. Allora, fatemi vedere. L'obiettivo è borgheggi di livello 2 o superiore. Quindi per farlo devo fare la casa. Cioè, scusate, la chiesa. La chiesa. La chiesa, la chiesa. Dov'è la chiesa? Porca miseria, qua. Ci vuole le assi. Allora, io le assi le potrei fare anche abbastanza velocemente. 139 giorni, ce la faremo mai, ragazzi. Allora, se faccio la chiesa, però, io perdo la poca pietra che ho a disposizione. Io invece ho bisogno di uomini. Però comunque ho bisogno delle assi. Comunque, di pietra ne ho 10, quindi devo recuperare 5. Ok, allora, quello delle assi andiamo a farlo. E sta qua all'inizio. Assi. Ok, lo andiamo a mettere magari in una zona... no, vicino a questo, dai. Magari non sulla via principale, lo andiamo a mettere... qua dove c'è il mercato? No, dai. Devo mettere... qua. E gli diamo molto alta. Vai. Legname ne ho abbastanza, quindi posso nel caso invertirlo con quello della segheria. Ho bisogno di fare il castello, ragazzi, la parte giudiziaria della città. Qui, ok, intanto, ok, sta arrivando la costruzione, perfetto. Poi devo andare a recuperare anche la pietra. Bene, 7, perfetto. Quindi, quanti uomini posso reclutare adesso? 2, 2, perfetto. Ok, andiamo avanti così. Ok, siamo un più 2. Sto andando troppo lento, ragazzi. 128 giorni, 128. La strage. Una strage per questo gameplay. Va bene, signori. Allora, dai, siamo già abbastanza avanti con il gameplay. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Vedremo cosa riusciremo a fare. Intanto il nostro villaggio si è ben espanso. Si è ben espanso. Vedremo cosa riusciremo a fare, ragazzi. Mamma mia. 126 giorni all'attacco. Va bene. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima.